Si è tenuta questa mattina all'Hotel Cavalieri Palace di Jesolo Lido la conferenza stampa congiunta tra i governatori di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per presentare il progetto di promozione dell'Alto Adriatico rivolto ai turisti tedeschi. Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, la riviera adriatica italiana, niente di più vicino. È questo l'invito rivolto per tutto il mese di luglio dalle tre regioni ai turisti tedeschi con una campagna TV congiunta su wetter.com, il più famoso sito di previsioni meteo tedesco, dove sono previsti oltre 2000 passaggi, e poi sui canali TV nazionali privati generalisti con altri 830 passaggi. C'è intesa e la volontà di pensare alla riviera adriatica di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia come un nuovo fenomeno di marketing turistico e territoriale paragonabile a quello che è la Costa del Sol. Noi abbiamo molta più massa critica, molti più servizi e soprattutto abbiamo dei turisti affezionatissimi. La campagna prevede uno spot TV da 20 secondi che racconta i 300 km di spiagge e le suggestive località delle tre regioni, puntando sul turismo di prossimità di uno dei mercati europei più strategici, forti di caratteristiche comuni e specificità individuali. Sarà una campagna molto aggressiva, nel senso positivo della parola, perché saremo molto presenti nei media tedeschi, parleremo poi a quel popolo che sono i nostri primi ospiti graditi, e ricordo che il Veneto ha oltre il 60% di turisti che è straniero, per cui partire dalla prima comunità straniera che ci visita e ci onora della propria visita ormai da oltre 40 anni, direi che è un grande segno anche di amicizia nei loro confronti. E penso che questo unicum sia dato da una qualità eccellente del servizio che forniamo, da una cura maniacale della spiaggia piuttosto che dei servizi, dal fatto che i nostri ospiti sono dei familiari, tant'è vero che abbiamo una fidelizzazione che è altissima, il che vuol dire che il nostro turista, il nostro ospite soprattutto straniero, ma anche gli italiani, tornano ormai da decenni e anche da generazioni sullo stesso posto, il che vuol dire che vengono trattati bene. A margine poi della presentazione, Zaia ha anche risposto in merito al video promosso da alcuni sindaci della Locride contro il turismo del nord, con lo slogan "Venite in vacanza da noi perché al nord ci si ammala". È un video che pone una questione che ho già posto, che è quella del sud contro il nord, perché ormai è serpeggiante e la si respira, non voglio generalizzare, ma è un brutto segnale, un bruttissimo segnale. È un video che comunque discredita dei territori, cioè i nostri, offende i nostri territori, è un video che offende i nostri operatori, è un video che offende i veneti. Io spero che il turismo resti libero, resti politically correct, resti rispettoso delle scelte di ogni turista è libero di andare dove vuole, perché il turismo è libertà assoluta. Fare uno spot nel quale si dice che in Veneto si muore per colpa dell'inquinamento, si fanno vedere le ciminiere, che non so neanche dove le abbiamo fotografate, dar l'idea di un posto inquinato sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sanitario, allora io mi chiedo per quale motivo molti cittadini di quella regione vengono a curarsi qui da noi.